Quanto impiega la centrale d'allarme per fare le telefonate? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Qualche settimana fa mi ha chiamato un cliente lamentando di non ricevere le chiamate dal suo impianto di allarme quando questo scatta. E quindi vorrei parlare di questo nel video di oggi per cercare di chiarire alcuni aspetti che forse non sono così chiari per tutti. Innanzitutto dobbiamo dire che i tempi per eseguire una telefonata sono variabili in base a marca e modello di centrale. Ci sono centrali velocissime e ci sono centrali un po' più lente, alcune per i miei gusti addirittura anche fin troppo lente, però non è questo il problema che voglio affrontare in questo video, bensì la ragione per cui questo cliente lamentasse di non ricevere le chiamate. Assodato che non tutti i prodotti sono uguali e quindi non tutte le tempistiche sono identiche, come funziona la chiamata da parte di una centrale d'allarme? Beh, dobbiamo avere ben chiaro che stiamo parlando di quello che veniva definito compositore telefonico. Il termine compositore infatti chiarisce molto bene questo aspetto, cioè il compositore significa che deve comporre un numero, quindi se il mio impianto di allarme deve fare una chiamata, a seguito dell'evento per cui deve eseguire questa chiamata, la centrale inizia a comporre il numero. Ovviamente questo richiede un tempo, ecco perché dicevo che il tempo varia a seconda di marca e modello, perché la composizione del numero può essere fatta in vari modi. Qui dipende anche dall'età del progetto, dalla composizione a toni, non a toni, insomma ci sono vari aspetti fin troppo tecnici di cui non vorrei occuparmi in questo video. La cosa fondamentale è chiarire piuttosto se quella centrale a seguito di un disinserimento è programmata per terminare o abortire, come dice qualcuno, le chiamate telefoniche. Perché sto dicendo questo? Perché se sto provando il mio impianto o se entro in casa e faccio scattare l'allarme inavvertitamente, parte la sirena e dopo 2 secondi digito il codice e spengo o mostro il tag o premo il tasto del telecomando per disinserire e la mia centrale è programmata per terminare le chiamate, quella chiamata non arriverà mai a destinazione, verrà infatti abortita in corso di composizione. Cosa dobbiamo fare per capire quanto ci impiega la centrale a fare una chiamata e se quella chiamata viene fatta dalla centrale? Se la centrale non ha un menu di test attraverso il quale posso provare ad inviare una chiamata senza far scattare l'allarme, purtroppo devo inserire e fare scattare l'allarme, ma non devo aver timore di disturbare i vicini. Dovrò infatti aspettare almeno 15-20 secondi prima che venga eseguita la prima chiamata. Attenzione, la prima chiamata, quindi devo avere a disposizione il telefono del primo numero destinatario. Se sono il secondo, dovrò aspettare che la centrale abbia finito la prima chiamata e inizi a fare la seconda, quindi nel frattempo non devo disinserire l'impianto di allarme, altrimenti
come dicevamo poco fa, abortisco, termino le chiamate in corso. E nel registro eventi, solitamente, viene scritto chiamata terminata dall'utente, chiamata abortita dall'utente e così via. Il cliente che mi ha chiamato proprio per chiedermi, lamentandosi di questa cosa, che cosa faceva? Inseriva, faceva scattare, disinseriva per non disturbare il vicinato. Ecco, questa operazione tutte le volte che veniva svolta dal cliente in questo modo non provocava mai l'invio di nessuna chiamata. E ci sta, perché la centrale è programmata per terminare le chiamate, quindi se io faccio partire la prima telefonata e la abortisco immediatamente, è chiaro che quella non arriverà mai a buon fine. Un'altra cosa molto importante che dobbiamo ricordare è che le centrali di allarme le telefonate le fanno una alla volta. Perché? Perché abbiamo un combinatore, un compositore, abbiamo al massimo abbiamo una SIM e quindi al pari del nostro telefono, del nostro smartphone, possiamo chiamare un numero per volta. Quindi non aspettiamoci che vengano chiamati tutti i numeri contemporaneamente perché abbiamo una sola linea, anzi dobbiamo aspettare che la centrale termini una chiamata per iniziare la successiva. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!